Scatman's World. Bella ragazzi, tutti raccomandando veneziano, siamo a Shanghai, Fioi, e 15° posto in griglia, Fioi, Costa Ferrari, non riesco a trovare il setup da qualifica, non riesco a trovare proprio il passo qualifica, è previsto nuvoloso e poi sole, quindi neanche pioggia che può darmi una speranza. Sarà durissima ragazzi questa prima stagione di Ferrari, anche perché non ho ancora sviluppato niente, faccio fatica anche a sviluppare, veramente crisi, dobbiamo recuperare in gara, speriamo bene, la strategia, la spero di 2 soste e vediamo, insomma, parto con le super soft e poi vediamo, andiamo raga, vai raga. Andiamo per la gloria. Voglio la remontata. La possiamo tenere subito a partenza. Incredibile come a sandwich. Grandissimo come. E adesso dobbiamo fare però. Qua possiamo recuperare anche 10 posizioni se siamo forti. Guardalo quanto me lo godo. Attenzione. Attenzione, qua forse era meglio l'interno. Siamo noni comunque. Buono, c'è Vettel, c'è il Bibitar davanti a noi. Frena, porco, bravissimo. 8ª posizione, c'è Verstappen adesso. Buon interno, ottimo interno di veneziano. Very godo. La Cina è una gara favorevole, purtroppo sono le qualifiche il problema per la Ferrari. C'è poco da fare, sono le qualifiche di merda. 7th place nell'inglese comendiano. C'è la Williams davanti, tutte macchine superiori a me come prestazioni, che sono rimaste come la prima gara. Dai, le Mercedes sembrano ancora più forti quest'anno, incredibile. Guarda che lotta tra le Williams. Che lotta tra le Williams, il Kuma ne può approfittare. Vai piccolo Kuma. Guarda che lotta tra le Williams. Mi tocca, mamma mia. Vai. Buono. Grande Kuma, che partenza signori, quanti bei sorpassi, tutti puliti, tutti precisi, tutti comandieri. Noi siamo qui, bandiera gialla. Una Mercedes ha sbagliato, spero quella di Hamilton, ma non credo, infatti, sicuramente no. Però abbiamo recuperato, dai. Il mitico recupero comandiano, dai. Hamilton ha vinto le prime 2 gare, vuole vincere anche la terza. Ah, presa malissimo questa, devo stare calmo. Dai comandino. Sto rischiando con la benzina, devo rischiare adesso nei primi giri, Fioi. Non ho alternative. Benzina è il più 47. Dai. Attenzione alla Williams che mi dà fastidio. No, meno male. Andiamo a sfruttare questo, la lotta qua tra Rosberg e Alonso. Guarda come se le danno. Attenzione ai box Alonso subito. E noi siamo terzi. Mamma mia, bene. Miscela standard. Sebastian ai box. Adesso c'è addirittura Button che McLaren, ragazzi. Solo che la McLaren era tutta un'altra storia, incredibile. Ma noi vogliamo vincere con la Ferrari, contratto di 4 anni con la scuderia di Maranello. Voglio riportare il successo dopo l'ultimo anno, è il 2007, ragazzi, con Kimi Raikkonen, cioè non è possibile. Box, ragazzi.
volto a rallentare un po', ma cioè a ritardare un po' la sosta, ma non prevedo niente di buono. Ok, e adesso vediamo Perez e Magnussen vanno avanti. Tanti hanno fatto hanno messo le soft. Beh, veloci. Hamilton mi sta davanti chiaramente. E tutti mi stanno davanti. Anche Bottas. Ho perso che posizioni. Questa non ci voleva proprio. Ho perso la posizione anche da Valtteri. Non da Massa però. No, anche Massa era dietro. Vabbè. Ho perso una posizione da Bottas praticamente. Va bene. Siamo 14esimi, però tantissimi devono ancora rientrare. E adesso speriamo in un po' di bagarre, ragazzi, se no sarà durissimo fare un bel risultato. Sarà molto molto dura. Qua anche sbagliato, un errore clamoroso. Non ci siamo. La Ferrari dobbiamo svilupparla veramente tanto. Siamo arrivati anche secondi in Bahrain. Si vede la differenza di gomme con naso, non tanto nella mescola ma in quanto... Gutierrez è uscito, lo possiamo vedere qua a lungo. Andiamo ai box e mettiamo le medie. Sarebbe bene una safety car adesso che vada ai box, ma non credo. Eccolo qua a lungo Gutierrez. Siamo quarti. Non durano un cazzo le gomme in Cina, lo sappiamo. Ok. Dai, veloci. Facciamo lo stint con le medie. Dai, subito. Speriamo di non essere nel traffico. C'era Perez al comando. Con Massa. Perfetto, rimaniamo sempre davanti a Pippo. Molto bene. A Pippo. Adesso Bottas alle soft. Vai di Michele la grassotta adesso. Stiamo un po' con la grassotta. Però abbiamo guadagnato nel secondo stint con le soft. Abbiamo guadagnato. Adesso il problema è che siamo gli unici con le medie però, Adesso è importante far bene adesso. Questo è lo stint decisivo per l'ultimo. Questo è quello decisivo, Beppe. Era poi nell'ultimo stint alle soft, quindi quelle più veloci. Mi sono tenuto le più veloci per l'ultimo. Dai Kume, adesso è il grande momento. Voglio almeno il top 5. Quest'anno adesso è un campionato più regolare. Non aveva avuto le 5 vittorie dell'anno scorso grandiose, però tanti ritiri. Quest'anno voglio fare più gare, più piazzamenti. Dai, come spingi sto catorcio infernale, perché purtroppo di catorcio infernale si tratta. Attenzione Pippo, bravo Pippo. Ma comunque sono davanti io. Questa lotta non mi aiuta però, Andiamo leggermente lunghi. Bottas se ne sta andando chiaramente con le soft. Sarà durissima sta gara, sarà veramente veramente dura. Sarà una gara ad alta tensione. Vediamo quanto mi durano le medie. Devono durare tanto, ragazzi, se no so cazzi. Abbiamo visto che le soft mi sono durate 7 giri. Wow. Non
durano niente, raga. Questo è lo stint decisivo. Lo stiamo affrontando bene per il momento. E qua ci sono tanti pit stop, quindi è dura decifrare la gara. Però Hamilton a 30 secondi, mamma mia, 33. Super fuga di Gigi Hamilton. Troppo forte Hamilton, vuole vincere la terza gara consecutiva, Fioi. Il 4 volte campione del mondo, perché sulla carriera comediana ne ha già 4. Vinto l'altro anno. Io non lo so cosa riusciremo a combinare, però questa è la situazione. Male ragazzi, male. Adesso vado ai box a mettere le soft, ma possibilità di punti, anche le possibilità di punti secondo me sono remote, non lo so, sono molto deluso. Pago la qualifica soprattutto, la qualifica veramente brutta. Vediamo un po'. Sono tutti là. 13esimo rischio di finire, con 2 calcoli. 13esimo. Vai. 11esimo, 12esimo, 13esimo. Sì, come è previsto. Ai. Rosberg 12esimo comunque. Adesso tutti hanno le medie, l'unica cosa, devo recuperare in pista adesso, ma la vedo alquanto difficile. Se sono già andati tutti i box è finita, però speriamo di no, insomma. Vai, miscela grassa e andiamo. Vediamo cosa combiniamo con le soft adesso. Facciamo fuori anche dall'obiettivo scuderie, quindi pochi punti anche. No, non possiamo però, perché mamma mia, che crollo tra Ferrari e McLaren. Penso che anche la Mercedes aveva chiesto di andare. Scelta difficile, ma a noi non piacciono le cose semplici. Dai. Qualcuno secondo me deve ancora andare ai box, è impossibile, cazzo. È impossibile come. Però nessuno va ai box, Beh, safety car, cazzo, con le gomme migliori di tutti. Come mescola, sarebbe il culo dei culi. Ma non abbiamo culo oggi. Oggi non c'è culo purtroppo. Non capisco, però eravamo quinti al primo pit stop, non ho perso così tanto da essere 13esimo. Mamma mia, 31 secondi. Il problema è che Vettel è dietro di me. Mamma mia, Sebastian Vettel. Che disastro d'uomo, signori. Che disastro d'uomo. E questi me lo devo prendermeli, cazzo. Dai, come regalaci il The Dream. Almeno 11esimo. Addirittura fuori dalla zona punti. Non me l'aspettavo proprio sinceramente, anche se le qualifiche non mi avevano dato buone prospettive. Sì, ma non mi interessa. Dai, cazzo, stiamo anche recuperando, chiaramente che loro hanno le medie, però sempre 13esimi siamo. Quindi non ce la possiamo, non possiamo neanche stare con la miscela grassa. Ai. Un po' lungo.
Giro record di veneziano. Ma non serve un cazzo. Giro record del QE, ma che non serve, è una ceppa. Abbiamo la zona punti qua vicino. Anche il clima dell'anno scorso con temporali qua in Cina, tutto. Sono cose che mi avvantaggiano a me, i bug, cioè i bug, la bagarre. Se c'è una gara regolare con la monoposto così, a questo livello di difficoltà faccio più fatica, ma rispetto a sta Ferrari è veramente indegna comunque. Perché andiamo meglio con la McLaren, Dio santo. Stiamo un po' recuperando per fortuna, però. Ai 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 ai, anche il caro della Madonna, solo con la Ferrari sti problemi, signori. Adesso devo anche abbassare la miscela appena curvo. Eccoci qua. Non good. Dio santo. Di tutto e di più in sta gara. E buttatevi fuori, regalatemi la safety car a 4 giri dalla fine, niente. Oddio. Ho per paura di beccarli, va bene, meno male che mi ha dato il taglio. Buono. Ok, almeno siamo in obiettivo scuderia. Però i punti non arriveranno, incredibile. Hamilton vince la gara. Vittoria per Gigi. Io molto deluso. 3 gare vinte da Hamilton su 3. Addirittura mi supera con le medie. Vernai, no vabbè. Finiamo malissimo questa gara. Addirittura fuori dall'obiettivo scuderia. Attenzione, il come ci ha provato. Mamma mia. Silenzio stampa comandiano. Affanculo, Toto Wolff di merda. Allora la McLaren, sempre a podio. Sprofondiamo quarti a 28 punti. Hamilton è già a 75. Raga, sotto il comandante veneziano. Ciao!